e vi racconteremo come sempre tutto quello che c'è da sapere sui nostri territori per affrontare questa giornata in maniera consapevole, informata, che è anche magari critica. Cominceremo oggi i nostri approfondimenti parlando dei nuovi sindaci eletti nei comuni. Ci faremo un giro nei municipi per conoscerli pian piano. Oggi partiamo da Giuseppe Cristella, sindaco di Laterza per la terza volta. È stato primo cittadino dal 2000 al 2010 e insomma dopo essere scomparso dai radar della politica oggi è tornato e si è ripreso la fascia tricolore. Poi parleremo del comune di Taranto e dell'aggressione all'assistente sociale, l'emergenza violenza che insomma cresce sempre di più. Ne parleremo con Fabio Ligonzo della CISL e poi torneremo a raccontarvi di una storia, quella di alcuni contadini scambiati per rapinatori e uno dei due colpito da proiettili sparati da un poliziotto. Una vicenda che finì anche alle Iene. Ieri è arrivata la sentenza e vi racconteremo i dettagli di questa storia che ha sempre fatto particolarmente discutere. E poi ce ne andremo al Salone Mediterraneo dell'Impresa. Ieri l'inaugurazione, la prima giornata con gli interventi del ministro Fitto e non solo, e infine chiuderemo parlando di scuola, gli invisibili della scuola, il servizio che non siamo riusciti a mostrarvi ieri, ve lo facciamo vedere oggi. Educatrici, OS, collaboratori, ausiliari, lavoratori che per contratto, pensate, per alcuni mesi è previsto che non percepiscano né stipendio, né NASPI, né cassa integrazione. Insomma, uno dei misteri italiani. Questo e tanto altro nella puntata di Buongiorno Taranto di oggi, ma adesso c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, i troppi pensieri vi allontanano dal presente e dai piccoli piaceri della vita. Sul piano lavorativo alcuni progetti devono essere rivisti e questo vi crea ansia, ma le energie crescono rapidamente e vi sosterranno. Toro, i nodi vengono al pettine in coppia. Servono chiarezza e calma per evitare inutili tensioni. Le responsabilità professionali aumentano e voi vi sentite sotto pressione, ma con un po' di pazienza tutto si risolve. Gemelli, i single desiderano trasgressione, ma potrebbero trovarsi in situazioni poco chiare. Chi è in coppia deve affrontare subito i problemi senza procrastinare. Nel lavoro la fatica si fa sentire, cercate di riposare. Cancro, in amore desiderate riavvicinarvi al partner, ma rischiate di sembrare distratti o poco presenti. Nel lavoro la vostra mente ha bisogno di rallentare, quindi se potete concedetevi una pausa rigenerante. Leone, nonostante il vostro impegno, le sfide sembrano insormontabili e tutto ciò rischia di rendere ulteriormente difficile mantenere il focus sul lavoro o sulle attività che contano. Prestate attenzione alla vostra salute. Vergine, un incontro inaspettato rischia di portare più confusione che gioia. Nonostante il vostro impegno, le ricompense sembrano scarse. Lavoro e vita privata rischieranno di sovrapporsi, generando ulteriore stress. Bilancia, la vostra relazione d'amore sembra che stia vivendo un periodo di stallo. Siate prudenti nelle vostre aspettative. Le nuove sfide potrebbero sembrare scoraggianti anziché stimolanti. È essenziale che vi prendiate più cura di voi. Scorpione, mantenere uno stile di vita sano può sembrare un compito arduo di fronte alle difficoltà quotidiane. Tuttavia è importante trovare la forza per affrontare queste sfide e cercare modi per mantenere il vostro benessere. Sagittario, un periodo di introspezione potrebbe portarvi a riflettere sui vostri bisogni emotivi. Se siete single potreste conoscere qualcuno di interessante, ma siate cauti e non esagerate con le critiche. Capricorno, la passione non manca nella vostra relazione di coppia, ma potreste aver bisogno di un po' di spazio, qualche preoccupazione dal punto di vista economico. Non scadete nel pessimismo cronico. Acquario, un incontro inaspettato potrebbe scatenare una passione travolgente. Se siete già in coppia, l'intesa sarà alle stelle. La vostra creatività sarà apprezzata e potreste ricevere dei riconoscimenti inattesi. Pesci, basta poco per farvi sentire attaccati.
ma non sempre le provocazioni sono reali. In coppia ascoltate di più il partner, i suoi consigli possono aiutarvi a migliorare. Il lavoro prende il sopravvento. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Il valore di un essere umano si misura da quanta verità è capace di dire. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E grazie a Maya per averci raccontato anche oggi quello che suggeriscono i corpi celesti. Adesso invece noi ce ne andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno che parte dai risultati delle amministrative. Puglia spaccata in due dal voto, l'alleanza per De Caro fa il pieno al nord, nel Salento sfondano i candidati di destra e ci sono poi i commenti, le interviste ai sindaci Bruno e Fasano. La stagione arancione nasce ad Andria e poi a Gallipoli tornerà ai fasti di D'Alema e ringrazio Fitto, ha detto il primo cittadino Flavio Fasano. Andiamo nel taglio basso, nel fogliettone del Corriere del Mezzogiorno, in prima pagina c'è una notizia che insomma potrebbe interessare visto l'arrivo della bella stagione. Estate con guerra a chi fuma in spiaggia. Circa un anno fa, a luglio, se ne parlò, ma la proposta, è il caso di dirlo, andò in fumo e ora invece a Bari si torna alla guerra per chi fuma in spiaggia. Anche dalle nostre parti, a Castellaneta se non ricordo male, o a Ginosa, devo cercare di fare memoria, si parla del divieto, c'è il divieto di fumo in spiaggia. Gazzetta del Mezzogiorno invece, anche qui l'apertura è dedicata alle amministrative. Vincitori e vinti è il titolo, il centrodestra ok in Salento, il PD si consola con la BAT. Puglia, tornano i renziani e ora attendono Silvia Salis. Si parla poi della cronaca. Martina, gare pilotate in 3 domiciliari, notizia che vi abbiamo dato in diretta ieri mattina. Mazzette al tecnico comunale interdetto un avvocato, gli daremo qualche altro dettaglio emerso oggi dalla vicenda, ma ora chiudiamo qui la nostra prima parte della rassegna stampa, tra un po' tutti gli altri giornali. Ora invece c'è la New Hit. Alle 7.30 la nostra New Hit, e pezzo che dà il via alla seconda parte della nostra rassegna stampa. E dopo Corriere, Gazzette con l'edicola, duro colpo alle mafie in Puglia, azzerate le cupole in Salento e nella BAT, sequestrato oltre 1 milione di euro in contanti al sodalizio criminale del paese delle Aquile, mentre nelle Ceso emergono i rituali storici delle affiliazioni alle cosche e l'imponente arsenale della criminalità. E a Martina invece corruzione, funzionario e domiciliari, l'inchiesta condotta dai carabinieri della sezione di PG della Procura di Taranto, raccontata dal collega Vittorio Ricapito. E al centro della pagina invece le amministrative, il centro-sinistra guadagna città, il centrodestra perde ancora, il civismo alle corde. Insomma, a seconda di quello che guardi c'è chi vince e c'è chi perde. Sul Quotidiano di Puglia, in edizione Taranto, invece l'apertura è dedicata a quello che è avvenuto ieri negli uffici del servizio sociale in via Lazio. Terrore ai servizi sociali, minori fragili e violenti, un 13enne negli uffici, urla e arredi distrutti, allarme dell'assessora Lincesso. E a proposito di minori, giovani senza futuro, ricorderete Taranto ultima nella classifica del Sole 24 Ore per la qualità della vita dei giovani tra i 18 e i 35 anni. Bitetti ha detto che la sfiducia rischia di radicarsi, ha lanciato un appello perché dice che il comune da solo non può farcela, serve davvero l'impegno di tutti per uscire da questo pantano. Dal PD a Fratelli d'Italia, altalena partiti della Puglia del Campo Largo, il successo di De Caro e Company, il flop del centrodestra nel Barese, la radiografia del voto a firma dei colleghi Damiani e Gioffredi sul Quotidiano. Al centro della pagina invece il Consiglio Comunale di ieri ha approvato il consuntivo e la Tari, ok tra le polemiche, tensioni in aula, il sindaco e l'ex Silva è un problema che ci travolgerà. Chiudiamo con questa notizia di cui comunque parleremo a brevissimo nei nostri approfondimenti, quindi mi raccomando non andate via. Tra pochissimo però cominciamo con la conoscenza dei primi cittadini, ce ne andremo alla terza, quindi mi raccomando non andate via, restate qui su Cittadella. Volevo capire, alle 7.39 cominciamo gli approfondimenti di Buongiorno Taranto e come detto cominciamo un piccolo avvicinamento ai neoeletti sindaci dei comuni di Taranto. Vi ricordo che sono stati 5 quelli che sono andati
andati al voto. Manduria con Domenico San Marco, unico comune sopra i 15.000 abitanti che avrebbe potuto arrivare al secondo turno al ballottaggio. Invece il centrodestra ha stravinto con voti a valanga, quasi il 58%, e poi eletti sindaci anche a Roccaforzata, a Montemesola, a Fragagnano e alla Terza. E questa mattina cominciamo proprio dalla Terza, dove tra i 3 candidati sindaci ha vinto la competizione elettorale al primo turno Giuseppe Cristella. Non un nome qualunque, ma insomma un nome della politica già conosciuto. E proprio a Giuseppe Cristella diamo il benvenuto qui a Cittadella questa mattina. Buongiorno sindaco, bentornato. Buongiorno. Ieri quando l'ho chiamato ho detto che l'ultima volta che lei era sindaco io ero un giovanissimo cronista che iniziava, diciamo, questo mestiere. Sono passati tanti anni e siamo di nuovo qua. C'è qualcosa che non va nel sistema, Cristella? Ma no, non credo, quando c'è la volontà popolare non credo. No, al di là delle battute, era proprio quello che volevo chiederle. Sindaco, per la terza volta, sindaco, mi sta facendo venire il mal di testa, si ferma da qualche parte perché a posto, ok, va bene così. Allora, sindaco, per la terza volta, è stato 10 anni lei primo cittadino di La Terza, se non ricordo male dal 2000 al 2010, giusto? Sì, dal 2001-2010. 2001-2010. Poi è completamente scomparso dalla politica. Lei è stato anche consigliere provinciale, consigliere regionale, poi a un certo punto è scomparso dalla politica. Adesso che cosa le ha... Non è che sono scomparso, mi sono messo da parte. E credo che sia una cosa insolita. La politica. Non siamo abituati a questa cosa, Cristella, e quindi diciamo fa notizia anche questo. Quindi le chiedo davvero questo, che cosa l'ha spinta a tornare? Mi ha spinto vedere La Terza che invece di andare avanti è tornata un po', diciamo, si è fermata, ecco, diciamo così, si è fermata. E quindi mi ha spinto il fatto di tante persone che mi hanno invogliato a ritornare in campo. E avevano ragione, perché credo che poi i numeri sono quelli che contano e non mi aspettavo nemmeno un successo così largo. Un bel po' di voti, considerando che ha staccato di netto da subito i 2 concorrenti. Quando gliel'hanno proposto, davvero non pensava di ricevere questo consenso? No, in questa forma no. Pensavo di potercela fare, ma non con questo largo consenso. Non c'è stata, diciamo, partita già dalle prime schede, dalle scrutinate. Quindi diciamo che mi aspettavo, diciamo, un testa a testa, ma non così largo come consenso. Che cosa qual è la priorità? I famosi primi 100 giorni, no? Qual è il primo atto da compiere da sindaco, Cristella? Veramente sto per andare al comune come primo giorno. Ieri ho fatto la proclamazione, stamattina sto andando proprio in questo momento al comune. Il primo atto che firmerà quale sarà? No, i primi atti che firmerò è la struttura. Devo cercare di mettere a punto subito la struttura del comune, quella burocratica, i direttori di settori, i funzionari, il segretario generale, perché senza mettere a posto, diciamo, questo non si va da nessuna parte, perché poi le delibere, i progetti, la programmazione parte tutto da lì. Quindi devo cominciare a vedere quali sono i primi atti da firmare da sindaco e poi mettere sul primo consiglio comunale la formazione della giunta. Ok, le faccio una domanda. Rispetto all'ultima campagna elettorale che ha vissuto, quant'è cambiato il modo di fare, diciamo, non politica, ma insomma di cercare, ricercare il consenso? L'ultima volta che lei l'ha fatto mi sa che i social non c'erano, lo dico così. No, nel 2008 c'erano i social. Erano appena cominciati, era Facebook, sai, noi boomer avevamo appena iniziato. Oggi c'è questa, diciamo, oggi i social fanno tanto, anche se io non è che ho fatto una campagna proprio sui social, sono stato abbastanza distante anzi. Secondo me i social vanno regolamentati, sai, questi profili falsi che girano sui social è una cosa veramente che non va bene, va disciplinato, secondo me. I social aiutano molto per informare la gente, molta gente mi seguiva
nei comizi e attraverso i social, oppure è importante per informare. Ecco, per esempio, lei è tornato a fare comizi in piazza, no? Sì. Che se ne fanno sempre meno ultimamente, perché si parla molto più attraverso i social. In piazza c'era meno gente. Adesso, al di là, diciamo, del consenso che ha avuto. No, a me c'erano ogni comizio stavano 3-4 mila persone. Lei ha ritrovato insomma la stessa gente dell'ultima volta, Cristella? Sì, addirittura le percentuali che sono aumentate, la gente che è andata a votare, abbiamo avuto un più 8% rispetto al 2020, e poi un 20-25% in più rispetto alle regionali di 7 mesi fa, quindi c'è stata partecipazione. Mi voglio prendere anche un merito, molta gente è tornata a votare perché forse stavo io in campo. L'ho pensato anch'io, che pure, come dice, notoriamente non sono di centrodestra, ma credo che, diciamo, nelle piccole comunità chi lascia un buon segno, diciamo, va ben oltre, diciamo, gli schieramenti politici, probabilmente. Noi siamo una lista civica, voglio chiarire questa cosa. Però lei era esponente di Forza Italia, dai, Cristella. Sì, ma non rinneghiamo il passato. No, mai sia. Va bene. Non sono il tipo di rinnegare le cose. Al momento siamo civici, poi magari in futuro sicuramente faremo delle scelte, ma al momento siamo stati una lista civica, c'era una lista di centrosinistra e una di centrodestra, quindi non voglio occupare ruoli che hanno altri nei partiti oggi. Grazie a Giuseppe Cristella per essere stato con noi e buon lavoro per questo, diciamo, mandato TER, insomma, chiamiamolo come vogliamo. Buon lavoro a Giuseppe Cristella. Grazie, a presto. E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, più tardi invece parliamo dell'aggressione al comune di Taranto, è una vera e propria emergenza, tra pochissimo. 7.53 il nostro rewind e adesso torniamo in diretta, ce ne andiamo in via Lazio, nella sede degli uffici comunali dell'assessorato ai servizi sociali del comune di Taranto, dove ieri ennesima aggressione ai danni di un assistente sociale e uffici completamente devastati. La denuncia lanciata dalla CISL Funzione Pubblica, che ha detto ora basta, la situazione è davvero ormai ingestibile e serve un intervento rapido del comune di Taranto. Questa mattina ne parliamo con Fabio Ligonzo, proprio della CISL Funzione Pubblica, e gli diamo il bentornato qui a Cittadella. Buongiorno Ligonzo. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti. Ligonzo, oggi il quotidiano racconta che l'autore di questa devastazione è stato un tredicenne, il che non ridimensiona la vicenda, ma la rende ancora più drammatica, perché, come dire, torniamo a parlare di minori terribili, ma non so se magari in questo caso c'erano altre problematiche alla base, e più in generale di una situazione che mette lavoratori e lavoratrici in una difficoltà significativa. Andiamo per ordine. Voi ieri avete chiesto di spostare gli uffici dell'assessorato da via Lazio in un'altra sede comunale. Perché? Che cosa risolverebbe? Sostanzialmente quello che è accaduto ieri è già accaduto negli ultimi mesi, diverse aggressioni proprio al personale e agli assistenti sociali del comune di Taranto, quindi con una facilità estrema le persone salgono e in preda all'ira, logicamente anche in un periodo dove le questioni sono tante e i problemi che vivono le famiglie di Taranto sono davvero irrisolti. Il problema è che poi diventa uno sfogatoio. Noi abbiamo chiesto all'amministrazione sin dall'inizio del suo mandato di non accorpare le politiche abitative sostanzialmente alla direzione servizi sociali, perché questo avrebbe necessariamente aumentato le criticità dal punto di vista della sicurezza. Come dicevi bene, abbiamo chiesto lo spostamento dell'intero servizio, non solo delle politiche abitative, ma dei servizi sociali in un'altra sede idonea, non soltanto per la sicurezza dei lavoratori, ma soprattutto anche per una questione di privacy all'interno degli stessi uffici. In questo caso è magari un caso diverso, perché mi pare di capire, leggendo anche dai colleghi, che il ragazzino era accompagnato dalla madre, aveva avviato un colloquio come se fosse una normalissima seduta di un percorso che probabilmente sta vivendo con i servizi sociali del comune. Poi qualcosa è scoppiato. Anche questo forse un segnale di condizioni particolarmente fragili
fragili che pochi assistenti sociali sono costretti a vivere rispetto a una sacca di emergenza particolarmente significativa a Taranto. Sì, hai ragione, ma in questo momento ecco perché noi chiediamo sempre la possibilità di assumere nuovi assistenti sociali con i fondi LEP, che sono sostanzialmente fondi governativi. Abbiamo la possibilità quindi di implementare il personale, perché purtroppo le richieste diventano tante. Considera che in questo momento ogni assistente sociale, ne abbiamo 35, curano 100 casi di minori a testa. Questo solo per quanto riguarda i minori, per non parlare poi delle altre problematiche, degli anziani e di tante altre situazioni. Quindi è davvero un momento particolare dal punto di vista sociale che insomma la nostra città sta attraversando. Le prospettive purtroppo non sembrano quelle delle migliori, quindi non solo chiediamo sempre nuove assunzioni, ma con fondi nazionali, quindi per non gravare sul bilancio comunale, ma nello stesso tempo chiediamo sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori, è sicuramente un luogo migliore dove anche accogliere le famiglie. In questo caso purtroppo il giovane in preda all'ira, adesso non conosco il dettaglio, ma cambierebbe poco, diciamo, se non diciamo sì, perché è legato a questioni diciamo personali. Un'ultima domanda, le chiedo una risposta flash, sì. Ligonzo. Io ricordo sempre le parole dell'ex procuratrice dei minori Pina Montanaro, che ora è procuratrice di Brindisi, e quando l'abbiamo intervistata a proposito dei servizi sociali di Taranto ha sempre avuto belle parole per i servizi sociali a Taranto, dicendo fanno davvero tanto, ma purtroppo, ha detto, per la condizione della città non basta. Ecco, le faccio una domanda: per provare a risolvere il fabbisogno di Taranto, quante altre figure professionali servirebbero ai servizi sociali? Almeno 10, infatti ne stiamo assumendo altre 8 per poi raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni, che sono un assistente sociale ogni 4.000 persone. Il problema è 4.000 abitanti, logicamente non sono 4.000 utenze che vengono chiaro. Negli uffici. No, anche per far comprendere a chi ci ascolta che comunque la situazione è davvero particolare, e potremmo anche ragionare sulla questione del bosco, no? Cioè purtroppo loro hanno un ruolo davvero particolare e difficile, e hanno diciamo contatti direttamente con il Tribunale dei Minori, con i Carabinieri, certo. Quindi il loro lavoro è davvero particolare e impegnativo, anche rispetto, mi permetto di dire, rispetto anche agli altri colleghi del Comune di Taranto. È davvero il ruolo dell'assistente sociale molto delicato, è fondamentale in tutti soprattutto, certo, soprattutto in questo momento. Grazie a Fabio Ligonzo della CISL Funzione Pubblica, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi, grazie ancora. E noi ci fermiamo per qualche minuto, non so se ci abbiamo musica o sì, andiamo con la musica, e quando torniamo invece continuiamo a parlare del comune, ma questa volta lo facciamo parlando del consuntivo approvato nelle scorse ore. Adesso invece vi lasciamo con Alex Warren, questa è Fever Dream. Alle 8:09 su Cittadella, comincia così la seconda ora di Buongiorno Taranto, ben trovati su 96.5 sul canale 94. Stiamo parlando del comune di Taranto dopo la vicenda che ha colpito i servizi sociali e un assistente sociale in particolare. Adesso però ce ne andiamo in Palazzo di Città, dove ieri il Consiglio Comunale ha dato l'ok al rendiconto 2025. Un avanzo di 9,4 milioni di euro. Cosa c'è in quei soldi e come potranno essere utilizzati? Lo chiediamo a Luca Contrario, presidente della Commissione Consiliare Bilancio del Comune. Buongiorno Contrario, ben trovato. Buongiorno a tutte e tutti. Allora, un attivo di 9,4 milioni di euro, in parte, mi corregga se sbaglio, grazie anche al prelievo di 5 milioni dal cosiddetto tesoretto dei BOC, o sbaglio? Assolutamente sì, si parte diciamo da un risultato di esercizio di quasi 400 milioni di euro, 398 milioni di euro, 9 milioni e mezzo è il risultato appunto del risultato d'esercizio meno tutta la parte vincolata, tutta la parte legata agli investimenti, tutta la parte che è necessario accantonare, la gran parte. Restano appunto 9 milioni e mezzo, diciamo quasi, di avanzo di gestione. Da dove nasce l'avanzo di gestione? Anzi, permettimi una premessa. L'avanzo di gestione è sicuramente un risultato positivo, ma non il bilancio del Comune di Taranto, soprattutto relativamente alle spese correnti, resta un bilancio un po' come per tutti
i comuni, abbastanza ingessato, con poche spese realmente comprimibili, che sono comunque crescenti, ed entrate che tendenzialmente non crescono, anzi, quindi diciamo resta un bilancio in affanno, abbastanza blindato, ecco, diciamo così. Detto questo, 9 milioni e mezzo di avanzo di gestione. Da dove nascono? Nascono innanzitutto, come perfettamente dicevi tu, mi permetto di darti del tu. Prego. Perché se tu mi hai dato del lì. Sai, c'è questo ruolo del fatto che facciamo il giornalista, tu fai il consigliere comunale, poi ci conosciamo da una vita, però se mi dicono di dare del lei. Ma vabbè, comunque cambia poco per la gente che ci ascolta. Andiamo avanti. No, ma non era. No, lo spiego soltanto a chi diciamo ci sta ascoltando o guardando. Sì, 5 milioni che sono stati tolti dal fondo accantonato relativamente alla sentenza dei BOC. Chiaramente, dopo relazione da parte dell'avvocatura, è evidente che dopo la sentenza assolutamente positiva per il comune di Taranto sulla famosa avvertenza legata ai BOC, il rischio di soccombere nell'ennesimo ricorso che ha fatto la controparte è chiaramente ridottissimo, perché la sentenza va nel merito della questione, e quindi anche con un atteggiamento prudenziale si è deciso di ridurre il fondo da 48 milioni a 43 milioni, e quindi di 5 milioni. Okay. Il resto è anche conseguenza di un'altra operazione significativa e importante che è stata fatta soprattutto dagli uffici della direzione bilancio, e cioè quella di l'ho chiamata io anche in Consiglio Comunale, una pulizia complessiva dei residui passivi, ma soprattutto dei residui attivi. Allora, questa cosa l'ho letta sui quotidiani di questa mattina, l'ho ascoltata anche ieri in streaming. Io che diciamo non sono Fabio Venere, quindi non ci capisco molto di questa roba amministrativo-burocratica, avrei bisogno proprio di capire una cosa. Vediamo se ho capito bene. In sostanza, voi avete cancellato dal bilancio una serie di voci, tra virgolette, legacy, soldi, denaro, che il comune formalmente dovrebbe incassare, ma che ormai sono crediti così vecchi che evidentemente non li incasseremo mai più. O sbaglio? Ho capito bene? Sì, hai compreso bene. In realtà molto spesso però, più che crediti che non incasserà, in realtà sono crediti che ormai hanno perso anche il motivo di esistere. Cioè, nel senso, un esempio cioè proprio un esempio pratico, uno delle voci che avete cancellato, come le chiamate voi, poste attive, che avete cancellato, qual era? Allora, no, nel dettaglio non le conosco, però è per farvi un esempio di quelle che potrebbero essere, magari su alcuni vecchi lavori, ma stiamo parlando magari di lavori di 15 anni fa. La ditta avrebbe dovuto pagare una penale, per esempio? No. Magari il comune avrebbe dovuto ricevere come finanziamento 1 milione di euro. In realtà poi ne ha spese 900.000 e quindi ne ha ricevuto 900.000. Nella contabilità rimane quei 100.000 euro che avrebbe dovuto ricevere, ma che in realtà sono poste che non hanno motivo di esistere. Succede anche nella contabilità privata. Solo una domanda, allora, tecnicamente quanto avete cancellato? Cioè quanti soldi sono? Stiamo parlando di diversi milioni di euro. E perché non siamo riusciti a prenderci da qualche parte questi soldi? Cioè, lo so che è una domanda scema. Allora, attenzione, però cosa succede? Noi stiamo cancellando dei crediti, quindi teoricamente la situazione per il comune peggiora. Perché migliora? Perché si riduce, da dove nascono gli altri soldi, si riduce in maniera importante il fondo crediti di dubbia esigibilità. È un po' tecnico, provo a spiegarlo in maniera più banale. Sì, dobbiamo pregare, in realtà non abbiamo molto tempo perché è già scaduto, però tra l'altro mi scrive un amico, un ascoltatore, mica ho capito come fa il bilancio a essere positivo se fino ad ieri eravamo al limite del default e si ha molti crediti da riscuotere che non riscuoterà. Allora, andiamo per gradi. Allora, non siamo al default. Diciamo, anche perché abbiamo il motivo del bilancio ingessato, lo diciamo semplicemente, fate finta che siamo come una normale azienda o famiglia. Sì, certo. Le uscite aumenta il costo dei dipendenti per il contratto nazionale collettivo, il costo dell'energia, il costo, l'inflazione in generale, il costo degli appalti, aumenta tutto. Quindi di fronte ad entrate crescenti
di uscite crescenti, le entrate sono ferme perché quelle erano e quelle rimangono, anzi diminuiscono perché diminuisce la popolazione. Anche quelli che pagano a volte diminuiscono quelli che pagano. No, questo non è purtroppo vero, perché il contesto che sta diventando, vedi la questione ILVA, la questione sociale, è chiaramente una situazione, una città in difficoltà dal punto di vista, diciamo, economico. Vedi tutto l'indotto ILVA, vedi l'ILVA ad esempio. Tutto questo dà poco margine di azione, nel senso che al di là dei servizi essenziali con fatica, il figlio all'università riesco a mandarlo con fatica, il secondo non ce la faccio, ecco, diciamo così. Chiaro, chiarissimo. Ma non siamo indebitati, non c'è il rischio di default in questo senso, non c'è un'esposizione. Contrario, solo intanto mi scrive qualcun altro, Francè, e non l'hanno letto bene, dai pure tu. Non l'ho capito questo messaggio mentre parliamo. Non è offensivo. No, credo che sia qualcuno dell'opposizione. Devo dire la verità, non ne sono sicuro. Solo un'ultima domanda, però davvero un secondo di risposta. Contrario, come li spenderete questi 9,4 milioni? Allora, dopo aver pagato debiti fuori bilancio, fatto tutta una serie di operazioni propedeutiche, soprattutto per investimenti finalizzati a ridurre la spesa corrente, quindi ad esempio efficientamento energetico, ma molto andranno soprattutto sulla manutenzione stradale e sui lavori legati alla manutenzione ordinaria, perché sono quelli cui oggi c'è maggiore necessità di rimpinguare i fondi. Devo salutarla prima che Piero Caffio mi spari, diciamo, modello plotone d'esecuzione, perché ho sforato tantissimo. Grazie a Luca Contrario, buona giornata e buon lavoro. Buongiorno a tutte e tutti. C'è un po' di pubblicità, a tra pochissimo. Come iniziare al meglio una giornata? Freddie Mercury, Brian May, i Queen, Don't Stop Me Now. Grazie a Piero Caffio per questo rewind. Ce ne andiamo invece al Salone Mediterraneo dell'Impresa. Ieri l'inaugurazione della 3 giorni di studio approfondimento sul tessuto economico di Taranto, la prima giornata, ospiti di grande nome come Carlo Cottarelli e anche Raffaele Fitto. Il racconto di questa inaugurazione a firma di Valentina Castellaneta. Oltre 2 miliardi di euro pronti per essere messi a terra, e questo è il tesoro spesso rimasto inespresso che il territorio di Taranto ha a disposizione tra JTF, ZES e bandi di coesione. Eppure la provincia ionica fatica ancora a tradurre questa mole di risorse in cantieri e crescita reale. È per invertire questa rotta che da oggi Taranto diventa per 3 giorni la capitale italiana dell'impresa. Ha aperto infatti i battenti il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un'iniziativa firmata a Confcommercio che mira a trasformare le fragilità del sistema in leve di sviluppo. Non un semplice convegno, ma un ecosistema temporaneo che tra il circolo ufficiale e il Castello Aragonese mette a sistema istituzioni, banche, imprese e giovani talenti. A sottolineare l'importanza strategica del momento è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra, che ha ribadito la necessità di superare la storica dipendenza della grande industria siderurgica. Taranto per lungo tempo è stata legata ad uno sviluppo monosettoriale quasi tutto centrato sulla siderurgia. Bisogna cogliere e valorizzare le potenzialità che arrivano dalle filiere del turismo, dell'agroalimentare, della pesca, delle rinnovabili, dell'artigianato, delle piccole e medie imprese manifatturiere, e oggi il governo offre un set di interventi, di investimenti e di risorse capaci di mobilitare e far ripartire crescita e sviluppo. Eppure non si tratta solo di reperire risorse, ma di costruire una visione strategica coerente. Per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, questo processo di trasformazione è necessario. Proprio per questo abbiamo avviato, attraverso la revisione di medio termine della politica di coesione, un importante percorso di modernizzazione della politica stessa. L'obiettivo è rendere questa politica più flessibile, più vicina alle esigenze reali dei territori e maggiormente capace di rispondere alle nuove sfide economiche ed industriali che l'Europa si trova ad affrontare. Abbiamo lavorato per semplificare procedure spesso troppo complesse, accelerare la capacità di utilizzo delle risorse ed orientare gli investimenti verso priorità strategiche come la competitività, la transizione energetica, l'innovazione ed il sostegno alle imprese.
Ma torniamo all'evento, i numeri sono imponenti, 30 panel, oltre 100 relatori e una platea di esperti che va da Carlo Cottarelli ai vertici del Politecnico di Milano e della LUISS, oltre che di Bari. L'obiettivo è chiaro: semplificare l'accesso alle agevolazioni come piano Transizione 5.0 e connettere le piccole imprese del territorio con i mercati internazionali. E tra un po' continuiamo a raccontarvi, di questa prima giornata. Nel frattempo però ci fermiamo per un po' di musica e qualche aggiornamento di cronaca. Vi lasciamo con Gaia, questa è Bossa Nostra. Siamo tornati in diretta giusto il tempo di un aggiornamento di cronaca prima di tornare a parlare del Salone Mediterraneo dell'Impresa. Ieri vi abbiamo raccontato quasi in diretta degli arresti effettuati dai carabinieri sull'inchiesta per gli appalti pilotati a Martina Franca. In 3 sono finiti ai domiciliari, un funzionario comunale e 2 imprenditori, e 2 invece le interdizioni. Un terzo imprenditore, un avvocato accusato di traffico di influenze per aver fatto pressioni sulla Camera di Commercio affinché iscrivessero in un albo una delle imprese a cui è stato, secondo l'accusa, illegittimamente assegnato un affidamento diretto dal comune di Taranto. In tutto questo, ieri l'ordinanza del GIP ha parlato in maniera, significativa, forte della vicenda. Ha detto si tratta di episodi diffusi inseriti in un contesto, episodi ripetuti inseriti in un contesto di diffusa e sistematica corruttela in relazione ad affidamenti diretti di lavori e forniture anche per un apprezzabile valore economico. Vi ricordo che si tratta di mazzette, secondo l'accusa, incassate da un funzionario comunale per 3 diversi affidamenti diretti fatti dal comune, e l'inchiesta naturalmente non si ferma e potrebbero venire fuori anche novità dal lavoro degli inquirenti coordinati dai pubblici ministeri Marzia Castiglia e Francesco Sansobrino. Vedremo allora anche i risvolti del resto della vicenda, se ce ne saranno. Tra pochissimo torniamo, come detto, a parlare del Salone del Mediterraneo. Ora però ci fermiamo e vi lasciamo con Talk to You. 8:40 in diretta su Cittadella, questo è Buongiorno Taranto. Stiamo parlando del Salone del Mediterraneo delle Imprese. Vi abbiamo raccontato come su Taranto siano arrivate, lo denunciano da più parti, una significativa quantità di denaro. Pensate al Just Transition Fund, ai Giochi del Mediterraneo, pensate ai fondi di sviluppo e coesione. Però ecco, spesso le imprese restano fuori, le imprese tarantine restano fuori da questa montagna di denaro, perché magari non sono in grado non hanno i mezzi, le competenze per poter comprendere come intercettarli questi fondi. Ed è uno degli obiettivi del Salone Mediterraneo delle Imprese, è proprio questo: cercare di essere vicini alle imprese per poter cogliere occasioni come queste. Ancora Valentina Castellaneta. Il racconto deve cambiare, si deve parlare dell'industria, forse non è più una grande industria, dell'industria, ma si deve parlare di commercio, di servizi e si deve parlare soprattutto di turismo. Per il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, Taranto deve voltare pagina guardando oltre la grande industria, e al Salone Mediterraneo dell'Impresa il territorio ionico si interroga su come trasformare i finanziamenti in economia reale. Confcommercio quindi punta a fare da ponte tra le risorse disponibili e le esigenze del tessuto produttivo locale. Al centro del dibattito il superamento di un paradosso: nonostante la presenza di strumenti strategici come CIS, ZES, Ionica e fondi FESR, molte imprese locali faticano ancora a intercettare opportunità. Perché se ci sono tanti fondi a disposizione destinati a quell'area, non trasferirli su temi che possono dare lo sviluppo a questa città? Perché non fare in modo che quei denari vadano ai nostri giovani, quelli che vogliono rimanere? Perché? Perché abbiamo un dato disarmante dell'università allo spin-off che abbiamo avuto in Camera di Commercio, che solo il 7% rimarrebbe a Taranto, però ce n'è uno in controtendenza che il 60% ci starebbe se solo ci fossero le opportunità. Una visione che trova sponda nell'analisi dell'economista Carlo Cottarelli, ospite d'eccezione dell'evento. Per l'esperto il problema di Taranto è lo specchio di una difficoltà
facoltà italiana più ampia, la zavorra di una burocrazia che soffoca l'impresa e la necessità di un salto di qualità nella digitalizzazione. C'è un eccesso di burocrazia che frena tutto, sia il settore pubblico sia le opere pubbliche. Taranto soffre di una mancanza di infrastrutture adeguate, soprattutto nell'area dei trasporti. C'è un problema di accesso non soltanto al credito ma anche ai finanziamenti pubblici che sono disponibili, però non vengono utilizzati per quanto è complicato avere accesso, e tutti questi problemi sono particolarmente sentiti dalle piccole e medie imprese, dal settore del commercio. Dalla formazione accademica alle strategie per il commercio di prossimità, il Salone Mediterraneo punta a creare una massa critica che sia capace di governare la transizione. La strada è tracciata, ma come sottolineato dagli attori in campo, il successo dipenderà dalla capacità di fare rete, superando la storica frammentazione del sistema pubblico-privato. Per le imprese tarantine il tempo di aspettare sembra quindi essere finito. Ora è il momento di misurarsi con la sfida della competitività. Dunque, una chiamata all'azione chiara, quella emersa dal Salone, che proseguirà nei prossimi giorni tra confronti, tavoli tecnici e sessioni B2B. E allora continueremo a raccontarvi ovviamente anche la seconda e la terza giornata di questa bella manifestazione. Adesso invece ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità e quando torniamo cosa vi raccontiamo? Non lo so, ve lo dico tra pochissimo, quindi restate con noi. Quando questo pezzo è arrivato, l'uomo che siede... Sto giovanotto che siede accanto a me forse non era nemmeno nato. Molto probabilmente sì. Benvenuto a Michael Schino, che dall'altra parte dello schermo questa volta mi raggiunge qui in studio. La cosa stranissima. È stranissimo, Sì, perché con te non me lo sarei mai aspettato. E nemmeno io sinceramente me lo sarei mai aspettato di stare qua con te. Ma diciamo è una delle cose più divertenti che mi possa capitare, perché di solito sei tu che mi guardi e fai gesti strani. Ora sono io che posso metterti in completo imbarazzo davanti a tutti. Perfetto. Tra l'altro. Benissimo. Ma in realtà perché lo abbiamo voluto qui? Non per un'azione umanitaria, ma perché in realtà l'uomo che vedete qui accanto a noi è uno di una crew che si è appena laureata vice campione d'Europa. Sì. Mamma mia. Grande risultato. Stiamo parlando di hip hop, la crew si chiama Stop Rules. Esatto. Nei giorni scorsi siete stati in Olanda, esattamente a Maastricht. Beh, vabbè, insomma, il trattato di Maastricht sì. Ne hai mai sentito? No. Mai. Lascia perdere. Roba di economia, roba pesante. No, Maastricht. Cioè, c'è anche una trasmissione. Però vedendo dove è situata Maastricht, forse qualcosina posso provare. Era roba di economia, lascia perdere. Quando stava nascendo l'Europa, la stavamo costruendo, tutto a posto. Però voi siete andati là in realtà a ballare hip hop. Esattamente. Insomma, avete portato Taranto sul tetto d'Europa. Grande risultato, grande soddisfazione. Proprio per questo. Quanti siete? Tanto per cominciare, chi siete? Un fiorino, cosa portate? Allora, noi siamo 9. Sì. Abbiamo portato un tributo a Michael Jackson. Ci è venuta questa idea del fatto che del film quest'anno sarebbe uscito, quindi abbiamo detto perché non dargli onore, quindi portare una coreografia che ha come base tutte le canzoni di Michael Jackson. Il prodotto in realtà è piaciuto tanto e quindi poi l'abbiamo portato ad altre gare. Ci siamo trovati in Italia a diventare campioni italiani e quindi abbiamo detto a Rimini? No, dove era? A Roma, a Nettuno. E siamo diventati campioni d'Italia e noi abbiamo detto dobbiamo fare questo. Cioè, avete fatto l'Eurovision dell'hip hop. Esattamente, sì. Per rimanere esattamente. Chi ha vinto? Ha vinto una squadra della Danimarca. Meritatamente? Anche se in realtà dalle votazioni poi si evince che in realtà eravamo noi quelli con la votazione più alta. Attenzione. Sì, solo attenzione, c'è il complotto. No, non è il complotto, in realtà è il modo in cui viene valutata la gara. Sono i giudici a esprimere quindi non vale il punteggio, cioè vengono dati i punti, ma vale quanto il giudice ti dice ok, secondo me questa crew va terzo, secondo, primo. Quindi si fa una somma e praticamente si evince chi sarà primo. E una volta che si evince, diciamo, quello che non ho capito è sulla base di cosa poi i giudici decidono? La base tecnica, diciamo. Base tecnica, coreografica, e invece musicalità. I punteggi chi li dà? I punteggi li danno sempre i giudici, però quindi alla fine della classifica la classifica si determina in base alla preferenza del giudice su quella tipo di crew. Infatti noi saremmo arrivati primi se un giudice in particolare, anziché metterci al terzo posto, ci avesse messo al secondo. Quindi se anche solo quel giudice avesse messo al secondo posto, noi saremmo stati primi. Andiamo a vedere dove abita. Allora, nel frattempo però tu hai realizzato anche un diario di viaggio di questa esperienza. Ce la guardiamo un attimo. 4 giorni.
Quanto avete dormito? 2 ore? No, in realtà abbiamo dormito parecchio, perché il riposo è molto importante in queste cose. Davvero? Fate come sì, il maestro è molto rigido sul momento in cui dobbiamo andare a dormire. Quindi poi... niente sesso, niente, cioè proprio dieta assoluta. Non ridere, cioè il sesso è una cosa da adulti. Non so se te l'hanno raccontato. Ok. Quindi cioè, vivete proprio tipo in una specie di clausura serena, di calma, cibo pulito. Quando siamo nel momento in cui dobbiamo fare la gara, sì, tipo la domenica che è finito tutto, invece eravamo un po' più tranquilli, potevamo andare a dormire più tardi, quindi ti ripeto, anche sulla dieta, cioè a mangiare dei giorni prima magari vi siete questo quello non più tanto, perché giustamente stiamo lì, una volta capita assaggi. Te pare, capito? Cioè sto a Maastricht, capito? Tanto tipica cucina di Maastricht. Senti, c'erano dei piatti, però noi italiani siamo molto viziati. Tu sei molto viziato. No, siamo molto viziati. No. Quando vai in un posto imparerai crescendo, diciamo, che scoprirlo è anche attraverso il cibo. Vabbè, di là delle battute, congratulazioni alla Stop Rules, a Michael e a tutti i suoi compagni e le compagne con cui vive questa bella esperienza, oggettivamente, che poi al di là del risultato comunque è un'esperienza che ti permette davvero non solo di girare, ma di scoprire e contaminarti di altre robe. Esattamente. Bravi. Grazie. E il maestro come si chiama? Angelo Guarino. Grazie, insomma, ringraziamo il maestro per tutti e per tutte. Grazie maestro per aver portato Taranto così sul tetto d'Europa. Grazie a Michael, grazie a Piero Caffio per aver guidato la parte tecnica. Io devo ricordarvi 2 cose. La prima è alle 14 il TG di Cittadella sul canale 94 e poi le vostre segnalazioni. Inviateci tutto a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868 corredandola di video, foto e tutto quello che serve, insomma, per farci capire la problematica, e naturalmente ce ne occuperemo. Ci vediamo domani dalle 7 alle 9. Mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, leggete, informatevi, siate consapevoli di tutto quello che succede, perché Taranto ha bisogno anche di voi. Non proprio tutti, però ecco, insomma, più siamo, magari meglio è. A domani, ciao a tutti.